Allora, ci troviamo con Fabrizio Bondi per Ciao parlare Massimo. Ciao Fabrizio. Ovviamente ho il mio caro socio e amico Marco Testone, di cui ora andremo a parlare dei suoi due libri con Fabrizio, per l'appunto, che è un grandissimo, bravissimo compositore, uno dei nuovi talenti della musica applicata alle immagini, che ha tra l'altro realizzato per la Rai 1 le fiction Terra Ribelle parte 1 e parte 2, e tra l'altro poi hai fatto, di cui ci avevi già raccontato in un nostro altro incontro, questo film americano, questo horror splatter Masked Mutilator, giusto? Esatto, giusto, giusto, Ok. giusto. Intanto ci tenevo, come abbiamo già fatto con gli altri ospiti prima di te, in questa chiacchierata di questi due libri che pure a caso mi trovo qui. Oh, caspita, siete tutti basiti di questa sorpresa. Ah, il primo libro di Marco, che è Musica e Visual Media, di cui io ho avuto il piacere di curare la prefazione, perché mi faceva piacere, rileggendola, dare il là a te Fabrizio per parlare di questa, cioè introducendo questo libro con questa frase. La colonna sonora diventa, grazie al libro di Marco Testoni, protagonista, come è giusto che sia, e i suoi protagonisti, dal compositore al music supervisor, dal sound designer al consulente musicale, sono il basamento su cui poggia l'enorme pilastro sulla cui cima svetta il titolo Settima e Ottava Arte, un binomio imprescindibile. Cioè, grazie al libro di Marco, ci addentriamo in questo mestiere che non è un mestiere di nicchia come dicono molti altri. Sei d'accordo su questa affermazione, su questo breve stralcio di cui ho letto? Guarda, sono d'accordo sul fatto che il risultato è un lavoro di squadra, che non comprende solo il compositore. Questo Marco lo racconta benissimo nel suo libro, perché noi spesso pensiamo di essere, come dire, l'ariete della realizzazione della composizione. In un certo modo lo siamo, ma se tu poi ti metti a leggere, come è spiegato bene, tutte le figure che entrano, tra l'altro io e lui ci siamo conosciuti grazie a questo, perché lui è entrato come supervisor in una mia colonna sonora e mi ha dato la possibilità di affrontare una serie di spunti che forse non avrei avuto da solo, perché poi quando sei di fronte al regista da una parte, alla realizzazione della colonna con l'orchestra dall'altra, non hai il tempo magari di renderti conto di tante piccole sfaccettature che una persona che ti fa da specchio e che ti suggerisce dei nuovi punti di vista può darti. Per cui in questo testo fa proprio da maestro, cioè spiega come tutte le figure e non solo il compositore entrano in gioco nella realizzazione di una colonna sonora. E allora lascio una domanda a te, a Marco, per parlare di questo libro e anche dell'altro, di musica e multimedia. Oggi ho questa dislessia verbale, sarà... boh. Allora, guarda, Marco, io conosco bene, ho letto bene entrambi i libri, ma nella fine del primo si comincia a parlare di un nuovo argomento che dà il là a una porta che si apre e che ci conduce verso un nuovissimo aspetto, e cioè qual è il presente e il futuro della figura del compositore con tutto quello che è accaduto negli ultimi 15 anni. Per cui la domanda è, Marco, tu accenni nel primo testo alla fine e affronti in tutto il secondo testo questo discorso della figura del compositore che sfuma verso altre figure e si mischia addirittura alla fine citi il DJ, citi figure, citi il sound designer. Allora la mia domanda è: ma il futuro della nostra professione come sarà? Dunque, la tua domanda pone tantissime altre domande. Il film sarà ancora l'unica produzione di, tra virgolette, intrattenimento popolare? Io presumo che andando avanti ci saranno altri tipi di produzioni. Ad esempio, lo accenno appunto nel secondo libro, quello riferito alle produzioni multimediali. Non è scritto da nessuna parte che il film debba essere l'unico modo per narrare una storia. Lo si può fare in altri svariati sistemi. Adesso, ad esempio, esistono le proiezioni immersive, esiste la realtà virtuale, tutti, come posso dire, mezzi, tutti i media che stanno per sbocciare. Io credo che il lavoro del musicista, del compositore, dovrà seguire
questo tipo di produzioni, questo tipo di sviluppi. La composizione si potrà arricchire di altri elementi, di altri linguaggi, di altri mezzi. Ad esempio il sound design adesso comincia a tirare, come posso dire, a fare capolino da qualche anno, forse da un decennio, forse se pensiamo a Star Trek anche di più, ma in realtà è ancora giovane come mezzo. E in questo momento è il linguaggio non del compositore, ma del sound designer. Io immagino il futuro compositore che sarà, oltre a essere compositore, sarà sound designer, probabilmente sarà anche produttore esecutivo, e questo è un altro discorso ancora. E quindi niente, io credo che la musica vada verso quella direzione lì, la musica applicata per immagini. Marco, questo dal punto di vista di chi la fa, ma invece dal punto di vista di chi ne fruisce. Ah, ho capito, Cosa sta accadendo? tu mi vuoi far andare sulla musica adattiva, però questo è il mio punto di vista, la musica adattiva è quella che rivoluzionerà il mercato e la testa dei compositori, ovvero sia dare la possibilità all'utente, allo spettatore, all'ascoltatore di non essere semplicemente ascoltatore, ma interagire con l'opera musicale. Faccio un esempio: i videogiochi, a secondo dell'ambiente in cui l'utente si muove, cambia la musica. Ecco, allora questo vuol dire che i compositori devono fare uno sforzo per, come posso dire, non rendere più statica la loro musica, cioè crearla e a quel punto sincronizzarla con il prodotto, ma no, magari, come posso dire, prevedere che con questa musica ci si possa giocare, cioè l'utente ci può giocare. Questo, ripeto, è quello che secondo me capiterà e già sta capitando nell'ambito dei videogiochi, ma il multimediale, il linguaggio multimediale è questo, quindi, e non è detto che questo tipo di sviluppo sia poi negativo, anzi io penso che sarà molto stimolante. Se ci pensi è anche un po' quello che succede nelle serie, quando tu non componi la musica per ogni singolo episodio, ma componi diversi temi con diversi stem, cioè diverse tracce all'interno della... E poi a seconda di come mixi, quindi il brano è lo stesso, ma a seconda di come tu lo mixi, vai a coprire più situazioni emotive, per cui non è altro che una... L'unica distinzione che c'è è che in quel caso gioca solo il montatore o al massimo il regista, invece qui si parla di far giocare tutti al gioco degli stem. Quindi sì, però ecco, diciamo che il concetto di utilizzo degli stem da parte del montatore, di creazione da parte del compositore, è il primo mattoncino che va verso il discorso della musica adattiva. Che io, come spesso uso dire, la frase non è mia, contro il futuro non si può fare niente. Sì, l'ho letto, c'è nel tuo libro questa frase. Sì, lo so. Stark, però... il Philip Stark, designer. Guarda, a proposito di questa cosa che hai appena detto, io mi sono interrogato perché il tuo secondo testo narra proprio questo, cioè dice sta cambiando tutto, sta cambiando il presente, si sta rivoluzionando il modo di fruire. Ma se il pubblico diventa attore nella vicenda, attore attivo nella vicenda, sarà un'esperienza comunque sempre solitaria, perché come fai a chiedere a un pubblico di fruire nello stesso momento di una sola opera artistica? Cioè nel momento in cui c'è un pubblico di più persone diventa impossibile questo, o mi sbaglio? No, secondo me non è impossibile, bisogna semplicemente rispettare questo tipo di linguaggio. Se si parla di musica interattiva, se entriamo nel mondo dell'interattività, la regola è questa, cioè la regola è che l'utente, lo spettatore, deve interagire con l'opera, con la produzione. Ora, noi pensiamo sempre al videogioco, no? Ma mica c'è solo il videogioco. Laurie Anderson, ne parlo
nel libro, ha fatto un'opera multimediale fantastica, bellissima, basata sul mondo delle parole, sul testo, la voce, l'intonazione, la narrazione, lo storytelling, cioè sono tutti elementi molto interessanti. Se vediamo solo quello del videogioco, del giochino in sé, certamente insomma è un po' limitato come linguaggio, però io non credo che sarà solo quello, io credo che sarà molto 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 di più. D'altronde adesso tutti siamo abituati a interagire. Io dico sempre che quando andiamo al cinema e sentiamo gente parlare, cosa che ci scassa notevolmente come si chiama? I cabbasisi, i cabbasisi, deriva da quello, cioè deriva dal fatto che la maggior parte delle persone adesso segue i film a casa e quindi naturalmente a casa chiacchiera, parla con la moglie, col figlio e via discorrendo. Questo è ovviamente non è molto piacevole, però dipende da quello, cioè dipende dal fatto che ormai si interagisce. Se tu non ti piace un film lo cambi, questo ormai accade da 30-40 anni. Quindi un'altra cosa di cui ricordo spesso è che Peter Greenaway, grandissimo regista, disse: il cinema, come lo intendiamo noi, è morto con l'avvento del telecomando. Perché a quel punto tu puoi decidere quando interrompere, questo col telecomando, figuriamoci adesso, figuriamoci adesso. Infatti col telecomando siamo diventati tutti montatori. Oggi con questo sistema qui di poter noi stessi diventare un telecomando fisico, cioè per gestire tutto quello che ci pare e piace, effettivamente sì, diventiamo noi la multimedialità, cioè diventiamo tutto un ammasso. Ma non solo, io pensate anche a altre. Probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di suonare con un musicista che sta dall'altra capo del mondo senza problemi di delay e via discorrendo, ma anche la possibilità di sentire concerti dall'altra parte del mondo che avvengono dal vivo, ma anche stare su un palco con un'orchestra e decidere, ad esempio, come nel mio caso, che sono un percussionista e sto sentendo la saga della primavera di Stravinsky, me ne vado dietro ai percussionisti, sentendo in primo piano la parte delle percussioni piuttosto che delle altre. Io ritengo che questo sia... questo è un altro esempio di applicazione del multimediale. Io ritengo che questa cosa, ad esempio dal punto di vista didattico, ma anche dell'esperienza musicale, sia stupenda, sia veramente stupenda. Ed è una delle tante piccole cose che possiamo fare adesso, già adesso le potremmo fare. Però pensate ai problemi tecnici che porta tutto questo. Io ho un Oculus qua, che è un lettore di realtà. Sì. In realtà la si può già fare. Dal punto di non è popolare come produzione, capisci? Non è attualmente le produzioni popolari continuano ad essere quelle televisive, in questo momento in streaming, il cinema e la visione che noi abbiamo è sempre lineare. Cioè è sempre il 16 noni che abbiamo lì davanti e quello è. Non è che se ci spostiamo capita qualche cosa, succede qualche cosa. Al cinema il fatto di stare a destra, a sinistra, davanti al palco, davanti allo schermo o dietro già cambia molto. Al cinema sentiamo la spazializzazione del suono, il 5.1. In televisione stiamo ancora allo stereo generalmente. Sì, c'è chi ha l'home theater, però la maggior parte delle persone no. E lì mi sorge una domanda. Il problema fondamentale è forse tutto questo marasma di evoluzione tecnologica è dovuta anche, per chi la vuole fruire, da una questione anche economica. Diciamo che adesso è così, tra un po' di tempo secondo me sarà lo standard, come l'uso del telefonino. Una volta il telefonino c'erano in pochi, poi alla fine è diventato di tutti, e quindi e lo stesso vale per la televisione. Una volta stava dentro i bar negli anni 60 la televisione, poi è entrata nelle case degli italiani, cioè nel senso alla fine tutto diventa più possibile per tutti. E io farei una domanda a Fabrizio che poi secondo me la può rifare, rigirare a Marco, perché anche da un punto di vista suo, che è un compositore e che lavora con le immagini, questa evoluzione porta ad avere più lavoro o porta ad avere
meno possibilità, o a doversi districare, diventare una figura che non è il compositore, come diceva Marco, ma è un artigiano con la maiuscola che fa tutto? La più grande difficoltà di rispondere a questa domanda è capire come sintetizzare la risposta, perché in realtà è una domanda sulla quale ogni compositore, almeno io, ma ogni compositore credo si interroghi ogni giorno. Cerco di rispondere in più brevemente possibile. Secondo me la tecnologia ha portato moltissimi vantaggi. Il primo, il più banale, ha permesso di fare musica senza avere la possibilità di avere un'orchestra, ovviamente. Io mi ricordo quando studiavo alla Berkeley a Boston, loro lì per ogni pezzo che tu scrivevi, o se non ogni pezzo, ogni tot pezzi, avevi la possibilità di ascoltare immediatamente come veniva suonato, come suonava questo pezzo qua. E oggi è più difficile, immagino che anche per uno studente di composizione non siano frequentissime le possibilità di scrivere brani per orchestra e ascoltare subito come suonano e com'è l'emozione che produce. Oggi tu hai la possibilità, grazie alle nuove tecnologie e a tutti i VST Instruments, di fare questa cosa. D'altro canto, questa cosa, come diceva Marco prima riguardo al sound design, a mio avviso ha modificato proprio il linguaggio della colonna sonora. Guarda, sono i due rivolti della stessa medaglia. Così come molte persone hanno più possibilità perché hanno la possibilità di sperimentare di più a casa propria, allo stesso tempo queste possibilità ci hanno reso meno unici. E diciamo che rivolgendo invece la domanda a Marco, è proprio il nome di quello che io ho detto, mi permetto di chiedere una cosa che ho provato, ma probabilmente poi ci siamo dilungati su tutti gli altri aspetti. Ma quindi il compositore del futuro, oppure se non vogliamo parlare del compositore, a chi dobbiamo, quali saranno i nostri concorrenti? Ecco, questa è la domanda forse. I registi. Io penso i registi, i montatori, loro, cioè nel senso chiunque crede che per sincronizzare una musica basta prendere una musica preesistente e sincronizzarla o adattarla. Ecco, pensare che una persona che è lì per manipolare o creare una musica non sia più un mestiere, ma sia semplicemente una funzione che può essere sostituita in ogni momento, perché esiste una banca dati, un database con dentro svariata musica. Ma questo lo sai che cos'è? Questo non è una questione di il futuro sarà quello, il futuro sarà anche quello, secondo me. Ad esempio, ecco, parliamo di temi, io sono convinto che i temi ritorneranno. Io sono convinto che questo è semplicemente un periodo e quindi io credo che il discorso del tema ritornerà, però avendo metabolizzato il sound design. D'altronde adesso ci stanno tantissimi compositori che, come vedi, mixano un po' tutti quanti questi linguaggi, quindi senza tanti problemi. È una questione secondo me di cliché, di mode che il cinema e la TV hanno in abbondanza, ragazzi. Proprio ogni tanto arriva tu mi parlavi del Gladiatore, non so chi mi diceva, Pivio, ne parlavamo tempo fa, che a un certo punto dopo il Gladiatore tutti volevano la musica tipo il Gladiatore, via giù tutti temporary track col Gladiatore, e poi c'è stato il momento del duduk e via tutti col duduk nei film e via e quindi questo è il momento del sound design in primis, in primo piano, ma prima o poi passerà pure questo. Quindi rimaniamo con questo dilemma delle mode, vediamo che moda ci sarà prossimamente, e io farei chiedere invece questa volta a Marco una domanda a Fabrizio su che cosa ha in cantiere attualmente. Ma diglielo te direttamente, gliel'hai fatta. Chiedilo tu. Abbiamo parlato sempre io e Fabrizio, stavolta questa domanda fagliela tu. Non Fabrizio, mi veniva una domanda. Mi veniva una domanda, aspetta, ma tu, quali sono i tuoi progetti attuali invece? Parliamo di questo per chiudere. Io sto lavorando in realtà lo abbiamo completato, un documentario sulla vita di Paolo Cognetti, che è uno scrittore premio Strega, che ha scritto questo testo che si chiama Le 8 montagne, e lui ha fatto un viaggio negli Stati Uniti e in Alaska per ripercorrere i passi degli scrittori che lo hanno formato. E
devo dire, sono molto affezionato a questo progetto per i paesaggi, per le emozioni che che ti dà la possibilità di descrivere musicalmente un'esperienza del genere, perché stiamo parlando di tramonti di 6 ore, ovviamente non sono 6 ore però tu hai questa luce che scende, che dura tantissimo, e tra l'altro l'arrivo, diciamo, non so se posso spoilerarlo, diciamo che una parte di questo progetto è legata al famoso bus, quello che è stato da pochissimo, quello di Into the Wild del film, non so se te lo ricordi, sì. perché c'è proprio il suo percorso attraverso la natura fino ad arrivare all'essenza di se stessi, che viene simbolizzata attraverso questo ritrovamento col bus, attraverso questo andare a ripercorrere i passi del ragazzo che ha tra l'altro perso la vita dentro questo bus. E proprio a causa della pericolosità di questo viaggio è stato poi portato via poche settimane fa. E niente, ho descritto tutto questo percorso. Tra l'altro, ecco, vedi, a proposito di tecnologie, il regista ha 40 anni, si chiama Dario Acocella, e mi ha chiesto, cioè mi sono dovuto spostare molto rispetto alle colonne romantiche, agli archi che tanto mi emozionano e che cerco poi di utilizzare nelle varie situazioni, proprio perché la richiesta è sempre più verso un linguaggio nuovo, verso un linguaggio diverso, che utilizzi, che strizzi gli occhi anche alla musica degli ultimi anni del pop, non perché il nostro linguaggio debba essere pop, ma perché il tipo di strumentazione di questo mondo ovviamente ha influenzato questi giovani registi. Per cui lì l'obiettivo è riuscire a utilizzare questi linguaggi, ma riportarli a quella che deve essere una musica evocativa, perché noi nello scrivere musica per immagini, io questo lo difenderò sempre, dobbiamo evocare emozione, non dobbiamo solo riempire o sottolineare, perché altrimenti abbiamo proprio perso. Invece se noi riusciamo a evocare, ok, sono cambiati i linguaggi, come diceva Massimo, nel senso la nuova tecnologia che cosa porta in più o di meno? Sicuramente ha un'evoluzione del linguaggio. Come possiamo noi stare al passo e continuare ad emozionarci con i nuovi linguaggi, riuscendo ad arrivare quindi anche alle nuove generazioni che saranno poi i fruitori dei nostri prossimi prodotti? Ecco, questa forse l'ho detta, ma mentre la dicevo ci metterei un punto interrogativo e ripasserei forse in una prossima puntata. Però ecco, guarda, però hai aperto la domanda. Questa nostra puntata arriva alla fine di una cavalcata di 4 mesi circa di interviste a svariati compositori, tanti. Poi parleremo di come evolverà nel futuro Soundtrack City. Ecco, una cosa però che ho visto, che è evidente da parte di tutti, è riaffermare il ruolo di autore dei compositori. I compositori sono autori, non sono tecnici. Quindi quando tu parli di evocare, saper dare e descrivere delle emozioni, e beh, lì entri proprio nel mondo, proprio nelle viscere del discorso della composizione, del sapere esprimere musicalità, ecco, musicalità. Quindi ritorniamo lì al discorso, se il musicista diventa un tecnico, e allora va bene. Se il musicista ridiventa o riafferma la sua autoralità, secondo me avrà un senso e come. Il problema è più vasto. La musica da molto tempo, a mio avviso, da 10, 15 anni, 20 anni forse, ha abdicato. Cioè non è più voglia di esprimere costi quel che costi. È diventato un qualche cosa di funzionale a qualcos'altro, ok? Che può essere il mercato discografico, che può essere il film, le richieste che ti fa un determinato regista e via dicendo. Questo mettersi, secondo me, troppo al servizio, a volte ha svuotato la sua funzione, che è quella di regalare emozioni non a comando, ma magari anche sperimentando, trovando... qualche tempo fa è scomparso Morricone, ma lui ne ha sperimentate tante di soluzioni, pur nell'ambito di un'arte popolare come quella del cinema. Come posso dire, sulla testa dico ai compositori, ricordatevi che siete compositori, che avete un'eredità dietro di migliaia d'anni che il cinema non ha. Posso dire una cosa?
Allora, questa è l'ultima puntata. Io voglio ringraziare quel signore lì sotto che si chiama Massimo Privitera, che sono 4 mesi che mi accompagna proprio durante questo percorso, che io lo voglio dire, nessuno di noi si aspettava che stessimo ancora qui. Dopo il lockdown, quindi ho visto che sono uscite durante il lockdown, molta gente ha dato il meglio di se stessa, sono uscite fuori iniziative che prima non c'erano. Non lo so, questa piccola barchetta che si chiama Soundtrack City un piccolo suo lavoro l'ha fatto, e siccome continuerà, dico che durante il mese d'agosto l'anticipazione che vi do è che tutti i vari artisti e addetti ai lavori che si sono susseguiti durante i nostri speciali, che magari non avete seguiti perché stavano per primi o per ultimo, ci saranno le pillole, cioè ogni giorno ci sarà una pillola. La prima pillola sarà con Paola Mammini, che ad esempio è una sceneggiatrice, e così via, poi tutti quanti, tra cui anche quel signore lì che si chiama Fabrizio Bondi, ogni giorno durante tutto il mese di agosto. Quindi continuate a seguirci, e poi da settembre grandi novità e ricchi cotillon. Massimo, Fabrizio, grazie. Buona estate, buona estate, auguri a tutti e buona salute a tutti. Serenità, buona estate. Ciao. Buona estate. Ciao Grazie. belli.